Continua il dibattito per il rigassificatore a Porto Empedocle, ogni giorno che passa si arricchisce sempre di più novità. Ad animarlo oggi è il presidente di Confimpresa Alessio Lattuca, storico oppositore dell'impianto a Porto Empedocle, che afferma chiedendo se le autorizzazioni sono in regola in una missiva indirizzata all'attuale sovrintendente a beni culturali di Agrigento, l'architetto Michele Benfari. La battaglia del rigassificatore va avanti sin dal 2000, il progetto fu approvato nel 2009 dal governo di Raffaele Lombardo. Poi fu bloccato, ora lo si vuole riesumare considerando che l'amministratore delegato Starace dell'Enel ha messo sul piatto ben 1 miliardo di euro. Tornando alla richiesta di Lattuca, lo stesso scrive che vorrei sapere il suo punto di vista in merito alle notizie stampa riportate sulle ipotesi che Enel Nuove Energie sia in regola con le autorizzazioni e se il nulla osta rilasciato a suo tempo non sia scaduto o se nel frattempo è stato rinnovato. Intanto il sindaco di Agrigento ha firmato il suo ricorso alla realizzazione dell'opera a Porto Empedocle. Lo abbiamo sentito ai nostri microfoni. Io ho firmato il ricorso, io sono contro ogni forma di inquinamento ambientale, quindi potete capire bene qual è il mio intento, qual è il mio indirizzo. Oggi ho firmato il ricorso, ho fatto anche una richiesta di accesso agli atti per poter verificare tutte le autorizzazioni che sono comunque già scadute e andrò avanti con tutta la mia città.